stata una grandissima soddisfazione anche perché quest'anno non mi sono allenato tantissimo e sinceramente non credevo di arrivare a questo risultato. E chi lo ferma più? Marco Pistolesi, per la seconda volta campione italiano di volo con la tuta alare. 39 anni di carriera, abissato il successo dell'anno scorso e ora si appresta alla nuova avventura di direttore di gara per la quale salterà la Coppa del Mondo. Più facile è lanciarsi con la sua tuta paracadute che spiegare a parole ciò che si prova. Non è così facilmente spiegabile. Volare con un aeroplano è già incredibile. Essere l'aeroplano è qualcosa di veramente di più. Non ci sono mai riuscito a spiegarlo veramente. Le ali sono le tue braccia, hai gli alettoni, i flap, hai tutte le superfici come un aereo, ma sei tu. Una sensazione che convive con un pizzico di paura. Paura ci vuole sempre, un minimo di paura fa parte del gioco, è anche parte del suo bello e più che paura il rispetto di quello che stai facendo ci vuole sempre, bisogna sapere qual è il limite e rispettarlo. Statistiche alla mano, dice Marco, il volo con la tuta alare è meno pericoloso di un giro in bicicletta per strada. È una disciplina che raccomanderebbe senza esitazione ai più giovani. È un'esperienza che ti cambia la vita e ti insegna a fare le cose per gradi, a non bruciare le tappe e avere rispetto di quello che è il limite.